e non sono uscita neanche oggi. Questa è acqua, una macchiolina di acqua. Non sono uscita neanche oggi. No, non sono uscita perché mi ero preparata, cioè ho anche i nastri sui piedi, cioè mi ero preparata per andare a camminare. Le bollette aspetteranno, una è scaduta, una scadrà domani. Io mi servirebbe una dolce vita di questo colore qua. Non ne ho, ce le ho solo bianche. Il bianco non sta bene con questo color panna, crema, non so che colore sia. Comunque, bianco sporco. Non ce le ho di sto colore, quindi l'unica che può starci bene è questa, che richiama un po' il rosa. Anche quella tipo di questo colore qua, verde acqua, potrebbe starci. Vabbè, comunque io metto di solito questa, che in realtà sopra mi metto un'altra maglia adesso. Adesso tolgo i nastri dai piedi perché tanto non vado da nessuna parte, cambio calzini e metto quelli un po' più grossi. No, io veramente sono tornata nella mia pigrizia solita. Cosa faccio? Non so, ho una miriade di cose da fare in casa. Non ho voglia di fare niente, avrei voglia solo di stare in relax totale, ma non posso perché ho tante cose da fare in casa, quindi spengo la stufetta, mi metto un'altra maglia e vado di là a sistemare la biancheria, la stufa, perché non ho fatto neanche quello oggi. Oggi mi sono alzata, mi sono messa subito a far colazione per andare via presto, poi mi sono incantata a guardare video sul telefono. Non ho più fatto niente, non ho più fatto niente, quindi devo stufa, sistemare la biancheria, che devo piegarla e metterla via. Cucina lascio così com'è perché tanto devo far da mangiare, quindi non ha senso andare a sistemare. Portare legna, assolutamente. Devo ancora rifare il letto e sicuramente ho altro da fare. Queste 4 cose sono quelle principali di quest'oggi e quindi mi metto all'opera. Cosa c'è? Alla fine ho messo questo copridivano, secondo me si riempirà subito di peli, subito. Vabbè, ho fatto così qua, la cuccetta L'hai vista che te l'ho messa qua, la cuccia? L'hai vista? Pepe, guarda, la cuccia, guarda. È la cuccia, è bella, wow. È un po' in bilico lì, sì, c'hai ragione. È bella lì, dai.
Vabbè. E niente, qui invece ho messo questi cuscinoni che però secondo me sarebbero più adatti al divano, ma ho paura che me li rovinino perché sono veramente molto belle queste fodere, quindi le ho messe qua e boh, basta. Dopo do una pulita ai vetri e metto le tendine pulite e per oggi basta. Ho dato una passata di aspirapolvere anche nella stanza di là, in bagno, un po' tutto. Devo finire la camera da letto. Per il resto ho dato un po' una pulita generica, poi pulirò un po' meglio. Vero Pepe? Ogni tanto bisogna anche pulire. Certo, adesso facciamo la pappa. No, voi no. Noi facciamo la pappa, voi no. No. Ciao. Amore. E ciao. Ma come siamo belli. Ciao. 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 Sono qua, sì, sono qua. Ma sono lontana, ti faccio solo filmato. Non ti faccio niente, no? Non ho cibo. Non ho niente da darvi. C'ho le mele, ma sono buone per noi. Che fatica. Cosa c'è? Non ho niente. Qui sta già nevicando. C'è tutto il vetro con la neve, no? Sono quasi le 10 di sera. Io adesso vado a fare benzina. Vedo di andare a fare sta benzina. Mi scivola la macchina. Ok. Che c'è ghiaccio, no? Manovra completamente sbagliata stavolta. Vabbè. Poi ho le ciabatte e con le ciabatte faccio fatica a guidare. Non è che io sia completamente senza benzina, però devo farla. È sempre meglio avere, cioè voi ad esempio, siete delle persone che, intanto se avete l'auto, perché non tutti ce l'hanno, ma avete sempre il pieno o andate avanti tipo di 10 euro in 10 euro, cioè, o fate un po' benzina un po' così, un po' alla volta. Io una volta facevo un po' alla volta. Poi negli anni alla fine ho sempre fatto il pieno e cerco sempre di avere il pieno. Adesso mi muovo solo qua in paese, quindi non ha molto senso avere il pieno, non devo andare da nessuna parte, ma dovesse succedere qualcosa per ogni evenienza è sempre meglio averlo il pieno, perché non si sa mai che magari il distributore è chiuso, non funziona. Bisogna andare lontano, qui non è che ci siano molti distributori, quindi ecco, è sempre meglio avere il pieno, perché qua non si sa mai. In realtà io potrei pagare, si può pagare col telefono, adesso guardo, perché se si può pagare col telefono pago col telefono senza tirar fuori la carta. Pensavo di pagare col telefono, perché però la carta abbinata è quella di Franz, quella che abbiamo usato anche a Roma per pagare tutto, che ci mettiamo magari un po' di soldi io, un po' di soldi lui una volta al mese, insomma. Pensavo di pagare con quella, ma qua per far benzina non si può, serve il codice, io il codice non lo so, quindi ho detto va bene, uso la mia. 55 euro tondi sono riuscita a fare 32 litri e 76, cioè mica palle, 55 euro tondi. E buon dai, adesso vediamo qua com'è la situation. Allora fatemi vedere, perché io non ho, con l'altra macchina era tutto molto più semplice, mentre adesso io non mi trovo. Con l'altra bastava fare
freccia giù e avevi i consumi e potevo azzerare ogni volta che facevo carburante, insomma potevo azzerare. Invece questa, se faccio giù, ti dice premi ok per impostazioni. Se tu premi ok non fa niente. Forse bisogna fare questo. No, non so neanche cosa sia questo. Questo che cos'è? Ah, eccolo qua, questo qui è. Anche l'ora, autostop. Come autostop? Perché l'autostop? Oh, sto scoprendo una cosa che boh, chi lo sa. Intanto a 0. Dal rifornimento era 0, viaggio attuale, ok. Premi ok. Oh. Vabbè, ok. Questa è la bussola e questa è la macchinina. Perfetto. 628 km di autonomia. Adesso sono a posto per un bel po'. Oh, anche se molto in ritardo, volevo farvi vedere le decorazioni che ci sono lassù. Lì, quella è la ciclopedonale. La famosa ciclopedonale che ha percorso il bambino di 11 anni per tornare a casa. Tutto quel gran caos per niente. Ecco, quella è la strada che percorro io quando vado a passeggiare e che ha percorso quel bambino. Niente di che. E qua dietro invece... No, aspettate, devo scendere. Vi faccio vedere anche l'albero, perché stasera è tutto colorato. È tutto un miscuglio di luci. Dovevo farvelo vedere. Non esco mai in paese, non vi faccio mai vedere niente. Laggiù ce n'è un altro. Però questa sera questo è tutto colorato invece. Perché cambia colore non ogni giorno, ma non so chi è che decide, se c'è un timer o se c'è qualcuno che decide di che colore deve essere. Questo non lo so. Comunque, dai, vado verso casa e faccio la strada di sotto, non faccio neanche la statale. No. Buono, tornata. Suona perché la porta è aperta. Perché devo sempre guardare come mi parcheggio, perché non so mai come cioè se è dritta, perché sono io fissata col cervello e voglio che la macchina sia dritta, cioè sia veramente deve essere proprio precisa. Non è quasi mai proprio precisa, però basta suonare. Però 2222 km 2222 che roba. Vabbè, dai, c'è Bue qua dietro che mi aspetta, come sempre. Guarda che ti prendo, Cicciotto, salsicciotto. Ciao. Ciao, bellissimo. Ti sei bagnato il pelo, che sta nevicando un po'. Due unghetti. Le luci neanche si accendono qua. Sono scariche. Oggi c'è stato il sole, sì, però sono scariche. Boh. Cosa c'è? Aspetta che andiamo. Eccolo! Ciao, bellissimo. Ciao, bel micio, ciao. Come stai? Come stai, bel micio? Come stai? Che bello. Mi sta guardando la mano. Vorrebbe ammazzarmi in questo momento. No, aspetta che la nascondo. Butto. Che bello. Dai. Guarda che ce l'hai ancora un po' di pappa tu. Io vado dentro adesso. Da notare, ho steso la biancheria in casa, guardate che umidità sui vetri. Il caffè latte è finito da un bel pezzo e ho editato video, non ho finito, però adesso vado a dormire perché sennò vado sempre troppo tardi. E comunque ho editato video, dai. Questo video alla fine sono riuscita a editare, basta. No, e anche un altro. Alla fine sono riuscita a editarne 2, dai. Ma quello di prima l'avevo già iniziato a sistemare.
ero arrivata più o meno a metà. Poi ho aggiunto delle clip e poi ho iniziato questo e sì, ho iniziato a editare questo. Dopo domani li esporterò, tanto domani in teoria dovrebbe nevicare, quindi teoricamente non mi muoverò da casa, non lo so. Ho anche video spesa ancora da editare, in realtà. Ecco cosa devo fare, video spesa. Ma adesso vado a dormire perché sono stanca. Adesso non sono proprio in grado, ho gli occhi che si chiudono. Vi saluto e per questo video concludo qua. Ci vediamo al prossimo. Non mancate. Ciao.